Vabbè, sta partita allora deve tornare Lukaku. Deve essere la partita di Lukaku. Verona, lui... lo soffrono un po' di più. Dai! Ti tengo d'occhio, sei proprio tu. Ti tengo d'occhissimo. Ti ho anche portato i semini. Se vuoi i semini, ti posso dare i semini, però... Dai. Mangia, sono buono. A cominciare, bella cosa, come volto in terra, niente. Un problemino per Milinkovic Savic, abbiamo saputo, Alisson ce la fa. Dai, bravo Højlund. Dai Politano. Buona! Højlund, madonna mia! L'ha messa proprio e ve l'ho detto. Proprio. Vi dovete calmare. E vi dovete iscrivere anche a Calcio Fluido, perché sto indovinando un po' troppe cose. Lo vuoi annullare? Annullalo! Annulla! Proprio metterla a scavalcare il portiere è l'unico modo per far gol. Meraviglioso. Meraviglioso. Giù le mani da Højlund. Vi leggo in giro. Dai. Addirittura Conte che invita Beukema a alzarsi. Alzati, dai! Colombo, però intanto Alisson se n'era andato, Alisson, non lo so dire, non mi viene. Bravo Elma. Mamma mia, Santos. Bravo Lobo. Santos, Super Santos. Elma e Colombo che lo ha messo. Non ci credo, si è marcato Elmas. Io non so. Andiamo avanti. Dove l'arbitro non può arrivare col fischio, ci mette il fisico. Il fischico. Bravo, buongiorno. Bravo Højlund, dai, bravissimo. Provaci Colombo sempre in mezzo. Il Colombo sempre in mezzo stai. Vai via. Ma come ti permetti? Come ti permetti di dire vai via, Alli? Come ti permetti? Occhio. Maron. Show me. Bello really good. Si devono apprezzare le unghie delle donne, perché loro ci tengono moltissimo ed è una cosa importante. Oh, ma no, invece no. Elmas, ci pensi? Bravo! Appena è arrivata la palla allo botto che ho pensato Elmas ci pensa. Era buono, era proprio nell'angolino. Di meno, cooling break a febbraio. Fa cover, a Verona, capito? Eretto col destro, male proprio. Vai Alisson! Fasi veramente noiose della partita, Quasi c'è il rischio di addormentarsi e di fare qualche errore. Vai Vai Spina, vai, inventati un fatto. Bravo Beukema, vai Vergara. Oh, Poncio, vedi in diretta che stai facendo, dai. Ve l'ho detto qual è il problema. Il rischio distrazione perché i ritmi sono bassissimi e basta un errore nella noia. Oh, Højlund se passava quella pallina. Bravo Elmas. Quasi. Sì. Pina Højlund con l'interferenza. Dai. Loppo, pure tu. C'è su. Oh, non tirare, Højlund. Sul fuorigioco, non si tira. Polità è sei letto. Ma non nel senso che capito che uno sfoglia e legge. Sei proprio il letto. Bravo Vergara, che bellezza. Vai. Lungo, tocco lungo. Che ha visto il piccione? Fammi vedere. Voglio questo è a favore nostro. Una trattenuti, ma proprio poco. Non lo sbilancia nemmeno quando fai una cosa a favore nostro. Io riesco. E quindi finisce un primo tempo un po' noioso, un po' brutto, secondo me. Stiamo cercando di controllare, ma si deve fare di più, si deve chiudere perché già lo sai già. Lascia il like e non ti preoccupare. Dai, non si può stare in bilico, è troppo pericoloso. Dai, si dà Kist, sì. Servirebbe un episodio favorevole per dare un po' di fiducia alla squadra di San Marco. Mamma mia, le telecronache imparziali. Spino lo vedo a tre quarti, non mi sta convincendo. Verticalizzazione di Elmas. Spina Gutierrez era proprio giustissimo. Vai Højlund. Te stoppiate, buongiorno, maronna mia. Chi lo stai facendo?
Ah! Fuori gioco. Buongiorno, tutto a posto. Contrasto, niente. Vai Alli, vai Santos, vai. Vergara! Marò. Partita non dà grandi emozioni che tu stai là sulla sedia. A questo punto mi nutro. Sta per arrivare il giallo a Juan Jesus. Signor Piccione, quando il difensore interviene e quello lo spinge, non può essere poi... No, perché i calci d'angolo... Ecco qua. Ma senza proprio dubbio. Senza alcun dubbio. Calcio d'angolo che non esiste. HPAC Pro. Colpa nostra che la dobbiamo chiudere, dobbiamo avere più energie, tutto quello che volete. Sono il primo ad essere non contento di questa partita, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa vogliamo parlare? Chi la deve? Oilu. Comincio ad avere anche paura dei miei pronostici. Poi sapremo cosa hanno controllato. Gutierrez. Thank God. Anche dei cori gratuiti contro Conte, perché no? Perché no? So se ci rendiamo conto che questi andranno in Serie B per direttissima e un punto se lo sono presi all'andata e uno cioè giallo ad Elmas per protesta che si gira, cioè la protesta non è nemmeno contro di te. No, protesta dietro, gente che va a muso duro, che fa... Vabbè, sta partita allora deve tornare Lukaku. Deve essere la partita di Lukaku. Verona, lui... lo soffrono un po' di più. Notoriamente acerbisti. HPA Pro è diventato Pogba. Mamma mia, ma lo devi buttare fuori a questo. Ma tu entri a piedi uniti alto. Allora immediatamente il controllo del VAR, perché questo alza il piede sul ginocchio e lo deve buttare fuori. Subito. E ci aggiungiamo anche questo. Mamma mia. 2 episodi minimi a partita. Proprio come minimo 2 a partita. Poi ci sono 15 minuti e voi dovete per forza regalarmi un sogno. Per forza. Non ce la facciamo fare una settimana a parlare di errori arbitrali e poi non possiamo parlare di calcio. Non ce la faccio. Ok, ma... E che giovane sia. Ok, ci ha piaciuto. Allora chiamiamo il giovane. Poi dai, che partito che hai fatto. Mamma mia. Complimenti. Bravo Elmas, vai Luca. Ah, ce l'hai tirato in capo. Ma perché Mazzocchi a sinistra e Gutierrez a... Vabbè, decide il più bravo e il più esperto Conte. Non è... Ci prova chi... no, l'imbucata. Bravo Elmas. Oh! Troppo centrale. A Lukaku come inciampa, Maro. Ciccione, sentite. C'ha da sbattere una palla in faccia e da segnare. Wow, cutia capruzza 0-0, Maron! Mi ero scordato che Steve Giovane. E chi l'ha visto? Gagliardini la vuole vincere. Sta spingendo tutti a riempire l'aria, giustamente. Mancano 4 minuti, perché non provare a vincerla? Dai Giovane! Mamma mia. La roulette, già. Guarda come sono scarti. Cioè questi veramente, se avessero avuto un minimo di qualità in più, tutti questi... Ma Romeret, non ci credo, le farfalle. Se avessero un po' di qualità in più, ci avevano già fatto a fettine in 3-4 contropiedi. Mamma mia che schifo. Da Gutierrez. Maronna. Ah, volete buttare la palla a mezzo che è fornuta. Maronna. Ecco. Deve salire anche Meret. Oh, Lukaku! Lukaku, me l'ha detto che non gli doveva sbattere una palla addosso! Io l'ho detto che doveva sbattere una palla addosso! Andatevene in Serie B. Voi e il vostro acerbismo, i punti per l'onore li fate da qualche altra parte. Giallo a Lukaku e bravo Montipò. Un gran portiere, però a onor vero è una girata, non gli è sbattuta addosso, l'ha dovuta girare lui. Poi che l'ha girata centrale addosso al portiere, ma questo è un altro paio di maniche. Quanto è bello Oriali! Oh, io sento degli ululati! Sento ululati! Andate a fare gli ululati in Serie B da New York. Valerio Fluido è tutto. Ci vediamo live. Questo ha fatto il solito fenomeno. La partita resta brutta, ma ci pigliamo i 3 punti perché oggi non volevo sapere proprio niente.